Allora, intanto non si trattava di una manifestazione, ma di una cena di Capodanno. Si festeggiava il Capodanno Veneto. Il Capodanno Veneto, quindi intanto faccio gli auguri perché il 1° marzo, tradizione millenaria veneta, indoeuropea, anche romana, ma prima veneta, già prima dei romani. Il Capodanno Veneto è una ricorrenza che noi abbiamo rivitalizzato negli ultimi anni e siamo stati, Beppin Segato è stato l'ideatore del ripristino di questa festa, di una tradizione culturale veneta, e io con lui abbiamo fatto tutti i primi Capodanni. Non l'abbiamo mai pensata come una occasione di scontro culturale o di denigrazione della cultura altrui, è una festività nostra culturale che serve a valorizzare la cultura veneta, quindi io trovo che questa azione, che si può analizzare separatamente se valida o non valida, ma fosse completamente fuori contesto. Cioè noi faremo una cena adesso a giorni con balli, canti, poesie e barzellette in veneto, in lingua, mangeremo menù veneto, ci divertiremo, festeggeremo la nostra cultura e non c'è nessun bisogno di denigrare la cultura altrui. Detto questo, Garibaldi era un mercenario della Banca d'Inghilterra. Quando prese la Sicilia era pagato e arrivarono prima le navi inglesi, poi lui mise la bandierina e con la scusa di liberare i contadini fece subito un accordo con i potentati locali che poi sono diventati la mafia. Quindi Garibaldi è una figura assolutamente fasulla nell'iconografia italiana e su questo possiamo discutere perché ci sono i documenti, ma non si tratta più di... non serve nemmeno, voglio dire, le mie parole sono molto più pesanti di bruciare una figura. Tra l'altro ricordiamo il discorso economico che riguarda i rapporti di forza fra gli stati preunitari. Un altro conto è che lei ho anche l'appoggio internazionale che può esserci stato, gli interessi da parte degli inglesi a che l'Italia venisse unita. Guardi, un altro Sicilia... conto è che lei sta dicendo che Garibaldi è un mercenario la Sicilia... e che era un attimo, però, facciamo terminare Motta perché ma infatti la Sicilia l'ha invasa l'Inghilterra prima di Garibaldi, lo sa questo? È vero. Allora lei deve documentarsi su Garibaldi che ringrazia il generale Palmer inglese dell'operazione militare che lui ha messo la bandierina. Palmerini, calmo, che dice lei, potreste aver iscritti anche voi, che no, sono autentici. E guardi, allora qui purtroppo io mi trovo a dover rappresentare da solo una cultura millenaria e quindi magari lo faccio indegnamente, però ci sono una serie di imprecisioni e strafalcioni storici incredibili. Per esempio, vabbè, intanto la solidarietà a Motta, perché comunque il dibattito deve essere aperto, perché non può esserci crescita. Insomma, se non si rispettano le idee degli altri, se non c'è confronto non c'è crescita, quindi benissimo, e anche perché se noi veneti non siamo abbastanza forti da saper rappresentare le nostre istanze, siamo destinati a rimanere in stato di sudditanza. E proprio di questo vogliamo parlare, perché quando dice che Motta dice che il Lombardo-Veneto era in uno stato di semilibertà, sappia che noi avevamo più libertà di adesso e molte meno tasse. E le opere pubbliche, come le stazioni, le ferrovie che le hanno fatte gli austriaci, le facevano come oggi in project financing, cioè le pagavamo noi a debito delle comunità locali. Su poi ha detto una serie di imprecisioni storiche molto gravi per conto mio, ma che poi sono al dibattito, voglio dire, basta andare su Wikipedia e andare sulla pagina revisionismo storico, lei trova 50 autori, però mi faccia dire anche una cosa, più del meridione, che le distruggono completamente i suoi Wikipedia non sempre Wikipedia cita degli autori, fra cui professori universitari, professori di scuola che ancora insegnano, come mi pare la Cavallari si chiami di Ancona, professori anche del Sud Profondo, che hanno negli anni tirato fuori documenti, Sud Profondo intendo Sicilia ovviamente. No, dico, cosa c'entra la provenienza? C'entra perché questo non è razzismo del nord, è cultura storica che deve essere patrimonio comune. Io sto parlando di un storico, se mi permette, razzismo. le sto dicendo, questo che io sto dicendo non sono ideologie di sinistra, tantomeno fatti su documenti inventati, sono documenti storici che grazie all'internet oggi andiamo su Google Books e si trovano i libri scansionati del 1800 censurati in Italia che raccontano la vera storia. Per esempio quella delle 5 giornate, che non è assolutamente andata come si racconta. I Savoia furono cacciati via dopo 6 mesi per la fame e la povertà che avevano portato a Milano, e proprio è Carlo Cattaneo che ce lo racconta, il capo delle guardie civiche, che non ha mai voluto andare nel Senato italiano, pur più volte chiamato, per disprezzo completo verso i Savoia e verso l'unità d'Italia, perché Carlo Cattaneo voleva un Lombardo-Veneto indipendente. L'era della globalizzazione, nell'epoca in cui facciamo parte dell'Unione Europea, metterci a discutere o a dividerci come tifosi di calcio tra se
le colpe e i meriti dell'Italia di oggi siano da attribuire, da assegnare a Garibaldi, mi sembra sicuramente una cosa fuori da ogni fondamento, insomma. Quello che sta succedendo è che il centro-sinistra stenta, assolutamente non è incapace di comprendere, è che c'è un cambiamento epocale in corso. Oggi attraverso internet si stanno scansionando tutti i libri che in Italia sono stati censurati, tipo il memoriale di Carlo Cattaneo. Basta andare su Google Books, vengono fuori i veri libri della storia d'Italia, compresa quell'alleanza di libero commercio con l'Inghilterra ancora prima che nascesse l'Italia, che sono leggi, decreti ufficiali, che ci sono gratuitamente. Quindi sta uscendo, è crollato il muro di Berlino, sappiamo che Tito è stato pagato dall'Italia, anche sappiamo che c'era un partigiano comunista della Garibaldi che aveva la carta in bianco per stabilire dove finiva l'Italia a est, e che il ministro di Togliatti, comunista, il ministro della giustizia, aveva la volontà precisa espressa di fare la Repubblica Socialista Sovietica del Nord Italia fino al Gard, e noi veneti ci chiamava sloveni. Quindi la sinistra è al confronto con queste cose. Un dibattito che non prenda atto di questi documenti, che sono una rivoluzione degli ultimi anni. Quindi tutto quello che avete studiato all'università per metà potete anche metterlo quando si tratta di storia, ovviamente, ma anche della scienza. Ci sono dei potentati che non dicono, per esempio, a cosa serve il bicarbonato nella cura per il cancro, le prove scientifiche. Ci sono queste cose. Quindi se è un dibattito aperto, bene, preso atto di queste cose. Insomma, lei sta parlando di verità ufficiali, verità non ufficiali. Ma no, le sto dicendo di prove scientifiche che ci sono, documentali, sulle quali la cultura ufficiale non vuole confrontarsi con chi, come oggi, sta censurando gli veri avvenimenti con il decreto bavaglio della stampa. Lo ha già detto Lucarelli, io non so se fra 10 anni potrò fare le trasmissioni, perché oggi viene censurato tutto. Lucarelli lo ha detto. Quindi è uno quello che fa Blu Notte, eccetera. Quindi il problema qual è? Che in un'ottica di Europa unita, in un'ottica di globalizzazione, l'Italia non è più in grado di sopravvivere a se stessa, perché i veneti l'alluvione se la devono pagare e vadano pure sott'acqua. Quando si tratta di pagare il comune di Catania per fare le feste, i 300 milioni si danno subito, grazie alla Lega. E quindi questo vuol dire, ma l'ha votato un po' tutti, questo vuol dire che l'Italia unita è finita da un punto di vista pratico, economico, culturale, ma c'è e che dobbiamo guardare all'Europa come stati che abbiano il loro autogoverno, magari in Europa Unita auspicabilmente. Ma io lascio ai veneti la decisione, per la prima volta, non rubata come hanno fatto gli italiani, che hanno condannato 5 milioni di persone all'espatrio. Lei quando dice quelle cazzate che dice sta facendo un torto gravissimo. Non andiamo al di là. Parlare del signoraggio bancario, stiamo qua a parlare per delle ore. Però è interessante. Non servirebbe neanche la trasmissione mistero. Io non so se il signoraggio sia un prodotto sionistico, questo io non l'ho mai detto, non lo so e non ne parlo, però sono sicuro di una cosa, che quando i Savoia arrivarono a Milano per le 5 giornate, la prima cosa che fecero era di stampare in doppia copia la moneta, oltre che a chiudere tutti i monasteri di assistenza eccetera, e hanno prodotto in qualche mese una povertà spaventosa, per cui furono cacciati dalla popolazione locale e gli austriaci furono applauditi per il ritorno. Se andiamo a vedere le singole cose, quando Motta dice i veneti hanno combattuto, ma chi? 1000 persone pagate, ma lei lo sa che le cose che hanno fatto in Emilia di Risorgimento erano carabinieri travestiti pagati da Cavour? Le sa queste cose? O sta andando a dire l'ordine simbolico? Sì, l'ordine simbolico. Oggi, adesso dobbiamo festeggiare l'unità d'Italia. Allora cosa festeggiamo? Garibaldi? No. Va bene. Allora festeggiamo il Lombardo. Loro lo festeggeranno. Dobbiamo festeggiare l'uso del napalm fatto in Libia da parte degli italiani, che ci è costato adesso da pagare a Gheddafi. Noi siamo stati i primi, l'Italia, l'Italia è stata la prima a sperimentare il bombardamento aereo col napalm, lo sa questo? Noi abbiamo fatto i campi di concentramento in Istria, in Dalmazia, in Grecia, abbiamo fatto l'Italia Unita mandando 200.000 giovani che non volevano combattere. Vi chiedo la cortesia. Cosa c'è da festeggiare? Una serie di bugie. Noi veneti questa cosa l'abbiamo subita, abbiamo pagato, siamo stati condannati all'emigrazione, non ne possiamo più di dover mantenere questo baraccone, non si farà mai. Però Palmerini, scusi, porti pazienza Palmerini, però come diceva Motta c'erano tanti veneti, insomma, tra i 1000 evidentemente hanno combattuto per un ideale. Sentiamo la telefonata, pronto? Prego Paolo, buongiorno. Garibaldi, storicamente parlando, chi era costui? Costui, prima di venire in Italia, l'eroe dei due monti, era a Montevideo, in Uruguay, stato cuscinetto tra Brasile e Argentina. Sa cosa che faceva? Era un capobanda,
razziatore di cavalli. Tant'è vero che è stato preso dalla polizia locale, a quei tempi si tagliavano gli orecchi dei razziatori, ecco il motivo del caschetto che ha sempre i capelli lunghi, per nascondere questo difetto fisico. Perché quando li prendevano per la seconda volta, o che li impiccavano o li fucilavano, e lui era il capobanda. Secondo, aveva il brevetto di capitano, comandava una nave di un armatore genovese, si chiamava Carmen questa nave, faceva il mercante di schiavi, caricava gli schiavi cinesi a Canton e li portava nel Sud America. Questo è documentato dal libro L'altro risorgimento, edizione PM. Poi l'unità come l'ha fatta? All'insaputa degli italiani. Sicuro. Chi l'ha voluta? La massoneria internazionale, Esatto. la mafia e la camorra. Ecco perché lui ha vinto contro i 50.000 Borboni, qui 1.000, perché questa è la realtà storica. Quando ha conquistato Napoli, sa chi ha messo a capo della polizia locale, delle forze dell'ordine, una volta eliminato i Borboni? Ha messo il capo della camorra, un certo Torre de Crescenzo, e Liborio Romano, un ex Borbone traditore, e la polizia locale della camorra, che era già forte, la camorra praticamente dirigeva l'ordine pubblico agli ordini del dittatore Garibaldi. Vogliamo andare avanti? Chi era? No, vabbè, insomma, abbiamo capito qual è. Queste sono cose storiche e scritte. L'unità d'Italia è stata fatta all'insaputa degli italiani, in particolar modo i veneti non l'hanno mai voluta. Vedi la battaglia di Costozza e la battaglia di Lissa, perché sotto quelle divise bianche non erano gli austriaci come dicono libri di storia, erano ragazzi di Padova, Vicenza, Trieste, Udine, Gorizia. Erano del Triveneto, gente come noi. Grazie per il suo intervento. Un attimo, complimenti al telespettatore, per cortesia mi contatti che abbiamo bisogno di gente così. Marcon, io sono un po' spiazzato perché ero convinto. Però se si vuole dar credito a quello di Garibaldi, in quel momento decide che piuttosto che nulla è meglio questa cosa che si è realizzata, e dunque oggi noi siamo consapevoli nell'arco di pochi anni che la guerra che è stata fatta per l'Iraq non era una guerra mirante a portare alla democrazia. Infatti oggi c'è un caos spaventoso c'erano interessi che non si era mai visto in Iraq prima, nemmeno sotto la dittatura. Quindi si è messo in discussione il fatto che si possa esportare la democrazia, perché deve essere un prodotto sociale, e si è visto che in effetti ci sono dei potentati economici che motivano delle guerre rovinose e distruttive. Ma questo c'è sempre stato, e l'unità d'Italia è stata fatta per questi motivi, da dei potentati economici, e dovremmo andare a vedere singoli fatti. Garibaldi è stato messo all'angolo perché stava oscurando la figura dei Savoia, i quali erano massoni che si scrivevano le letterine con Napoleone, il quale faceva da garante per una serie di giochini europei. Per esempio il Lombardo-Veneto, nella testa di Cavour per esempio, non è mai stato Italia, ma neanche nella testa dei Savoia, soltanto che a un certo punto l'impero austro-ungarico, in difficoltà, attaccato a nord nel 1866 dalla Prussia, quindi l'esercito più potente d'Europa, in difficoltà dopo aver sconfitto i Savoia a Custozza e a Lissa per mare, con i veneti che combattono contro l'Italia in primavera del 1866, l'Italia va lì e gli dice all'Austria: senti, facciamo così, io tradisco il patto internazionale che ho con la Prussia, se mi dai il Lombardo-Veneto io non ti attacco più. E dice: guarda, questa cosa mi fa talmente schifo, risponde l'Austria, che io a te non ti do niente, glielo do a Napoleone e poi vedano loro. E Napoleone ci ha venduto, ha fatto sì che il trattato internazionale sia stato tradito e violato, cosa che noi stiamo portando in corte internazionale perché abbiamo il diritto alla sovranità subito. L'Italia è uno stato invasore, è arrivato qui. Sì, certo, non si preoccupi, stiamo facendo tutti i ricorsi perché noi siamo i proprietari legali di questo territorio e lo Stato italiano è un invasore, tant'è che ha anche annullato lui stesso il decreto di annessione. E le spiego brevemente perché. Di tutto il Lombardo-Veneto ha votato soltanto il Veneto. Sai chi ha votato in Veneto? I soldati dei Savoia, che 3 giorni prima hanno avuto il diritto di voto dai Savoia stessi. Quindi i veneti non hanno avuto nessuna parte, e finisco, la Lombardia del Lombardo-Veneto non ha nemmeno votato. Questo dal punto di vista internazionale rende assolutamente illegale la presenza italiana, che è una presenza fatta come? Se paghi sei italiano, un attimo, se non paghi muori sott'acqua. Titoli del TG1.